Un omaggio ai 29 ospiti della casa di riposo Scarmignan di Merlara che hanno perso la vita stroncati dal Covid-19. Una cerimonia straordinaria voluta dall'amministrazione nonostante la chiusura del cimitero. Il sindaco, il vice sindaco, il parroco e la presidente della casa di riposo si sono presentati all'ingresso e hanno deciso di deporre dei fiori. L'idea è nata nel sindaco Claudia Corradin quando i camion militari hanno portato in Veneto le bare da Bergamo. Questa riflessione mi è nata, questo pensiero l'abbiamo appunto condiviso con Lorenzo, mi è nata quando ero in quarantena e mi è rimasta colpita un'immagine, come penso a moltissimi di voi, cioè vedere tutti quei carri funebri, quelli carri militari, con dentro le bare. Tra una preghiera e una poesia, la delegazione ha deposto i fiori davanti alla cappella della famiglia Scarmignan, quella che ha fondato la casa di riposo. A nome di tutta la cittadinanza, qui proprio sulla cappella che porta il nome di Pietro e Santa Scarmignan, che sono anche i benefattori della nostra casa di riposo. Intanto c'è soddisfazione per l'attività della Regione, che ha fatto effettuare numerosi tamponi nell'ultimo periodo tra gli ospiti dell'Istituto per Anziani, attività che vede anche molti casi positivi diventare negativi. Hanno trovato, rifacendo i tamponi, fortunatamente l'ULSS fa spesso i tamponi per verificare com'è la situazione, e molti ospiti che erano positivi sono diventati negativi. Quanto all'indagine voluta dalla Procura di Rovigo, per il momento c'è stata solo la visita dei carabinieri del NAS alla struttura di Merlara. Per il resto massima collaborazione delle autorità e attesa che la magistratura faccia il suo corso. Non voglio entrare nel merito, sarà la magistratura che farà il suo corso. A quanto mi risulta non c'è un capo di imputazione e non c'è nessuno che denuncia, nessun familiare che denuncia, quindi sono venuti venerdì, mi sembra, se non vado errato, in AS, ma ecco, altro non so di loro.